Da un negozio al dettaglio del Pescarese ai centri di stoccaggio merci disseminati tra Roma, Napoli e San Giuseppe Vesuviano, piccolo fazzoletto dell'immensa provincia partenopea. È triangolare la rotta della contraffazione ricostruita dalle Fiamme Gialle di Pescara all'esito delle indagini condotte in materia di sicurezza di prodotti e tutela del Made in Italy nell'ambito del piano d'azione Stop Fake. Oltre 16.000 i capi d'abbigliamento ritirati dalla vendita e sequestrati perché privi di etichettatura conforme alla normativa del regolamento europeo e del codice del consumo. Violazioni per cui sono state irrogate sanzioni con massimali da 20.000 euro. Le investigazioni, sulla scorta dell'esame della documentazione contabile ritrovata, hanno portato i militari della sezione mobile del nucleo di polizia economico-finanziaria a risalire la filiera illecita della merce e scoprire così 3 diversi opifici per grossisti gestiti da cinesi. I responsabili attivi sul mercato con ampi depositi e magazzini destinati all'esposizione per il commercio e la vendita di articoli non sicuri sul territorio nazionale sono stati segnalati alle competenti camere di commercio. Le quantità enormi di queste tipologie di prodotti accendono i riflettori sui traffici illeciti mondiali, dove l'ipertrofia della contraffazione è ormai un attore assoluto, il crimine organizzato transnazionale.